dalla legge di bilancio e dalle politiche del governo Meloni. Adesso basta è lo slogan dello sciopero generale. Oggi è il turno della Sicilia, in migliaia in piazza Siracusa. Per continuare a denunciare che in questo paese ci sono 100 miliardi di evasione fiscale, per denunciare che ci sono 60 miliardi di risparmi che sono previsti dalla manovra sulle pensioni. Nel Mezzogiorno, in Sicilia, il numero dei pensionati è pari a quello di quelli che lavorano. A turno si manifesta in tutta Italia, da nord a sud. L'obiettivo è quello di fare capire all'esecutivo di cambiare passo. Chiediamo che le risorse del PNRR bisogna rilanciarli per investire in Sicilia, per rilanciare il suo apparato produttivo. Si protesta anche contro il carovita. Dal carburante agli alimentari l'inflazione pesa su tutti. Voi siete qui per dire no all'immigrazione dalla Sicilia? Assolutamente sì, siamo in piazza per portare la voce dei giovani siciliani che vogliono che venga garantito il diritto a restare in questa terra, ma a restarci in maniera dignitosa. CGIL e UIL sono in piazza anche senza il supporto della CISL, ma al fianco dei lavoratori c'è anche la sinistra. Abbiamo delle proposte concrete per i lavoratori, per il rilancio della salute e della sanità. In questo momento la Sicilia è vessata dalle politiche nazionali sulla sanità, sulla scuola, sul sociale. Si urla, si sventolano bandiere e si mostrano striscioni. La loro speranza è che questo grido venga ascoltato. Un progetto che vuole unire e promuovere l'identità locale, la cultura gastronomica, l'arte e la solidarietà, il Panettone, un panettone che vuole rappresentare Messina. L'iniziativa portata avanti da 4 professionisti della città. L'ambasciatore del gusto, Francesco Arena, produrrà il panettone artigianale con farine e con canditi messinesi. La pittrice Sabrina Lopiano ha disegnato il packaging. Il progetto sosterrà con parte del ricavato l'associazione Terra di Gesù Onlus, che si occupa delle fasce di popolazioni fragilissime in città. Questa iniziativa parte da un senso di colpa, perché guardando tutte le classifiche, non ultima quella odierna che vede Messina all'ultimo posto, ci siamo, tra le città d'Italia come vivibilità, ci siamo chiesti cosa noi possiamo fare in qualità di cittadini messinesi affinché questa rotta e questa tendenza in qualche maniera deve essere invertita. E infatti l'annuale indagine sulla qualità della vita di Italia oggi disegna Messina, ma in generale tutte le città della Sicilia, con un trend in negativo. Su 107 comuni analizzati in Italia, quello peloritano è al terzultimo posto, penultima Caltanissetta. Diversi gli indicatori presi in considerazione, che vedono Ragusa 88esima, la prima delle siciliane, poi Trapani 93esima, Palermo 98esima, poi Siracusa, Catania, Agrigento, prima di Messina e Caltanissetta appunto. Per affari e lavoro la Sicilia è fuori dalle prime 10 posizioni. In materia di disoccupazione maschile la Sicilia compare con la prima provincia, ancora Ragusa, in 76esima posizione, mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile Catania si trova al 97esimo posto. Niente pioggia e caldo, la siccità sta mettendo in ginocchio le campagne siciliane. Particolarmente grave la situazione alla piana di Catania. Guardate queste arance, sono piccolissime e dovrebbero essere rosse. Stanno ritardando la pigmentazione proprio per le temperature troppo alte. Hanno bisogno di freddo per colorarsi e per essere le arance rosse conosciute in tutto il mondo e apprezzate. C'è il rischio che queste arance non vengano raccolte. Arance che andranno sicuramente alle industrie, a patto che l'industria ci dia un prezzo decente, ma se tutto va come gli anni passati, questa è merce che rimarrà sugli alberi. I produttori agricoli hanno fatto grossi investimenti negli ultimi anni. La stragrande maggioranza degli agrumeti è stata rinnovata, quindi parliamo che nella piana il 70% degli agrumeti sono rinnovati, sono giovani. Abbiamo fatto investimenti sfruttando anche l'aiuto della regione. Dopo aver fatto questi investimenti, ora che uno potrebbe cogliere veramente i frutti, ci troviamo in questa situazione. Certo piange il cuore. I consorzi di bonifica dovrebbero assicurare l'acqua per irrigare i campi. Terreni aridi che implorano acqua, ma guardate in che condizioni sono alcune condutture del consorzio. Della riforma sbandierata da anni non si sa più nulla, denuncia Coldiretti Sicilia. Dovrebbe programmare il consorzio insieme alla regione, cioè questi fondi del PNRR, se non servono a questo in Sicilia, a che cosa servono?
Dove sono questi soldi? Dove sono questi progetti? Cose che non abbiamo mai visto. Nel mondo c'è una grande richiesta di arance da parte dei produttori di succhi di frutta. La Spagna ha già chiuso gli accordi per portare all'estero le sue arance. Avrebbe potuto essere un'annata d'oro per i nostri agrumicoltori. Non abbiamo capito la gravità del problema crack. Ci scusiamo con le famiglie, ma non pensavamo che ci fosse un'emergenza così importante nel territorio. Sono le parole di Giovanna Volo, assessore alla salute della Regione Sicilia, sull'emergenza crack che attanaglia la Sicilia e Palermo ormai da anni. Un fenomeno dilagante che è stato sottovalutato dalle istituzioni. Il quartiere Ballarò a Palermo è ancora nucleo di spaccio e luogo per assuntori. Entro fine anno, proprio per aiutare i giovani tossicodipendenti, nascerà a Palermo un centro di accoglienza, una struttura che non sarà un ospedale ma una casa famiglia per aiutare i giovani assuntori. Il centro avrà una sua funzione di centro di accoglienza, nel quale fondamentalmente i ragazzi potranno andare o potranno essere accompagnati in qualunque ora del giorno e della notte, e dove fondamentalmente non si avrà mai una sensazione di struttura sanitaria. Alla presentazione del centro c'era anche Francesco Zavatteri, padre di Giulio, 19enne, morto per overdose da crack. Lui che da mesi combatte per aiutare i giovani assuntori di questa terribile sostanza, racconta un episodio che lo ha emozionato. È una ragazza che avevo conosciuto perché ci teneva a incontrarmi con i miei figli, che ovviamente è seguita anche dai CERT, mi ha fatto un grande piacere perché mi sono profondamente commosso, perché mi ha chiamato dicendo: io voglio darle una bella notizia, sono 6 mesi che non faccio più uso del crack e mi sento rinata una nuova vita. Giulia Cecchettin non è l'ennesima vittima di femminicidio, ma la figlia di un'Italia straziata dal dolore che vuole dire basta ad una mattanza senza fine. E sono tanti i nomi del mondo dello spettacolo, dello sport e del cinema che da anni si battono attraverso video, appelli, ma anche manifestazioni e spettacoli per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Tra questi l'attrice Donatella Finocchiaro con il documentario Devoti tutti, presentato nei giorni scorsi al Catania Film Fest, dove la storia di Sant'Agata, patrona del capoluogo etneo, si intreccia con quella di altre donne vittime di violenza. La nostra santa martire ovviamente diventa un simbolo in questo documentario di quello che è la violenza contro le donne. Lei è stata una delle prime, insomma, che ha subito violenza, il martirio, e l'hanno fatta santa, ecco. Però forse noi non vogliamo diventare sante, vogliamo essere semplicemente libere. Paola Cortellesi, che è la voce di tutte le donne vittime di maltrattamenti in famiglia, nel suo film C'è ancora domani, dopo la morte di Giulia Cecchettin ha scelto il video di Massimo Gramellini che chiede azioni concrete alla politica. Litigate pure sul premierato forte, litigate su Tolkien, sull'Albania, su quello che volete, ma sulla violenza contro le donne no. La cantante Elodie, in concerto a Napoli, ha chiesto un minuto di silenzio prima dell'inizio dello spettacolo. Anche lo show di Canale 5, Tu sì che vales, si è fermato con un messaggio affidato a Luciana Littizzetto. Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà e non sopportano che facciano delle scelte autonome e che si sentano libere. Messaggi di rabbia e sgomento, post sui social e appelli anche da Laura Pausini, Ermal Meta, Francesco Renga, Federica Pellegrini, Piero Pelù, donne e tanti uomini, ma soprattutto genitori che dicono come Claudio Marchisio: educhiamo i nostri ragazzi, non nascondiamoci da questa grande, enorme responsabilità. Manuela Ventura torna protagonista in prima serata su Rai 1 con tutto lo staff medico e infermieristico di Lea, i nostri figli, la seconda stagione della fiction in corsia, dove la Ventura veste i panni di Favilla Mancuso, infermiera efficiente, schietta e ricca di sarcasmo. Di nuovo la protagonista, Lea Castelli, interpretata da Anna Valle, ci condurrà all'interno di questa storia dove navigheremo attraverso intrighi di storie, di tradimenti, di nuovi amori, di nuove scoperte. E Favilla Mancuso è sempre lì che tra le maglie di queste storie arriva con le sue battute, la sua ironia, un po' il suo cinismo, anche a smorzare ogni tanto il clima un po' più drammatico. Anche in Lea, Manuela mantiene quell'accento orgogliosamente catanese che avevamo già sentito in Questo nostro amore, serie TV in costume dove interpretava Teresa Strano e che le valse il premio Chuck Sicilia nel 2013.
Ogni tanto arriva Favilla con queste frasi, ma chi sei mascolo? E lì c'è un attimo in cui tutti si destano con le risate. Quella di Manuela è una carriera costruita poco per volta e con grande costanza, rimanendo sempre legata alla città di Catania, dove vive e dove tiene una valigia sempre pronta per la prossima partenza. Non è facile, però è una scelta che mi consente anche poi di ritornare a Catania e di avere la possibilità di continuare anche professionalmente ad avere un rapporto con la mia città, per cui lavoro anche a Catania. Parola alla difesa. Se il Catania ha vinto con la Turris lo deve, oltre alla sua determinazione, ai colpi di testa di Curado e Buà. Partiamo dal giovane Scuola Roma, scelto da Lucarelli per dare alternative anche in chiave offensiva, soprattutto in combinazione con Chiricò. È lui che lancia Di Carmine per la prima vera occasione, è lui che si propone spesso, è lui che decide l'incontro con la rete all'ultimo respiro. Prima di togliere la maglietta ho visto che la palla era entrata, non ci ho capito più niente. Non riesco neanche a parlare perché sono veramente molto emozionato e contentissimo, perché questa vittoria ce la meritavamo alla grande. Per me questo gol è veramente, spero che sia, diciamo, uno dei tanti, un nuovo inizio, ecco. E poi c'è Curado, uno dei ministri della difesa, capitano ai tempi di Tabiani, recuperato da Lucarelli dopo un periodo di assenza, perché il tecnico ha voluto dare responsabilità a chi se la deve prendere. Curado l'ha fatto e anche lui di testa, anche lui su palla inattiva, ha messo il pallone in rete per l'1-0. Siamo stati bravi noi a non mollare fino alla fine, ovviamente la gente, cioè in questo stadio ovviamente spinge, quindi questo non lo devo dire io, lo sappiamo già tutti. Sulla difesa, anzi sulla fase difensiva, pesa il gol dell'1-1, quello che poteva compromettere la partita. Quella distrazione che è capitata in altre occasioni, un problema da risolvere, un altro lavoro fra i tanti che attendono Lucarelli nel percorso da lui individuato perché cambi definitivamente il vento. Il Messina cambia pelle ma non risultato. Ancora una sconfitta, la quarta consecutiva, la quinta in 6 giornate, 2 pareggi negli ultimi 7 incontri e nessun gol in 4 gare. Numeri e cifre che mettono dietro la lavagna le scelte del presidente Sciotto, motivato sempre da conti e bilanci e non dalla passione di far crescere il Messina. A Foggia Giacomo Modica ha presentato 6 novità di formazione, ma la prestazione è stata sempre la stessa. Difesa impacciata, centrocampo di scarsa qualità, attacco inconcludente. La sua analisi però è diversa. Non stiamo attraversando un buon momento di risultati e anche di espressione di gioco nelle ultime partite, non tanto questa, perché a me la squadra l'ho già soddisfatto, ha lavorato da squadra, ha fatto bene, ha creato 5 occasioni da gol. Capita di lasciare sempre qualcosa, ma noi abbiamo preso il corso di rigore sul calcio d'angolo, come spesso ci sta capitando in queste ultime settimane. Quindi sotto questo punto di vista sì, era un punto per muovere la classifica, magari se avessimo preso il punto. Gestione tecnica in crisi dopo un avvio promettente, organico insufficiente per un campionato dignitoso e l'immobilismo della società, già sperimentato anche negli anni precedenti, non apre la porta alla speranza. Messina al terzultimo posto, ma con appena 2 punti di vantaggio sull'ultimo, occupato dal Monterosi, e sabato prossimo al Franco Scoglio arriva la capolista Juve Stabia.